Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi riprendiamo un po' un circuito, anzi un paio di circuiti radionici che possono essere di aiuto in questo periodo perché parlando con Ilde stavamo guardando un po' certi aspetti planetari e dal 3 aprile succederà qualcosa a livello planetario, soprattutto per quelli con segni zodiacali di terra che saranno influenzati estremamente positivamente da Mercurio. Però c'è sempre un però, perché nella vita, come dice sempre Marietto, nulla è gratis. Quindi, per quelli nati sotto segno di terra, Mercurio dà una bella spinta negli affari, nell'intelligenza, insomma, in quelle chicche, però c'è sempre un prezzo da pagare perché purtroppo c'è la quadratura di Plutone e Plutone è una forza planetaria un po', Marietta non lo dice, ma un po' come una suppostina, no? E allora per questo periodo ci potrebbero essere anche delle discrepanze, cioè si parte in quinta e poi arriva Plutone e insomma, sapete cosa vuol dire? Quindi potete attivare questo, cioè questo è un discorso che vale per tutte le persone. Per quelle che sono nate col segno di terra, Mercurio dà una bella spinta, però per le altre persone, proprio perché c'è questo Plutone che insomma è un po' un birichino, bisogna pararsi il fondo schiena. E per quelli che hanno attività, per quelli che hanno negozi, per quelli che hanno studi professionali, sicuramente Mercurio dà una mano se non sono nati sotto segno di terra, però con la quadratura di Plutone le cose potrebbero diventare, avere delle attrazioni negative. Allora il vostro Marietto gratuitamente con il Decarda hanno messo a disposizione questo circuito per bruciare campi di attrazione negativa, perché potreste avere l'idea di partire in quinta con una buona azione, una buona attività, una buona azione legale, insomma, un buon divorzio, insomma, tutto quello che vi viene in mente e poi, pam, vi entra in quadratura il vostro Plutone che è come una supposta, no? E quindi le cose potrebbero girare male. Noi ne parliamo poi per quelli che addirittura non sono nati col segno di terra, che quindi la cosa potrebbe diventare ancora un po' più difficile. Questo durerà più o meno per un mese. Diciamo che dal 3 aprile al 12 aprile avremo il massimo delle esposizioni di questi problemi. Quindi in casa state attenti, in famiglia state attenti a fare azioni, come si dice, un po' spinte o volere fare investimenti, fare cose. Se siete di segno di terra, molto probabilmente Mercurio vi dà la scintilla giusta, però per quelli che magari sono un po' debolucci, per quelli che non hanno protezioni adeguate, c'è sempre il rischio che Plutone poi ribalti la frittata. Allora, il vostro Marietto consiglia questo circuito che potete scaricare nel sito del capitano o nei migliori gruppi social e poi anche creare la pace in casa. Se non avete mai visto questo circuito, andate a cercarlo nel canale o di Ildegardo vostro Veneto Veneziano, è gratuito e viene spiegato come utilizzarlo. Perché questo? Proprio perché dal 3 aprile in avanti ci sarà questa grande spinta di Mercurio che lancerà molte persone a prendere attività, a fare cose, fare e disfare pensando di essere sulla strada giusta. E questo avverrà. Però attenzione che avremo questa quadratura di Plutone con Mercurio che chiaramente, insomma, sarà un po' una piccola purghetta per alcuni. Quindi, prima di partire dal 3 aprile, bisogna partire armati, no? Sapere che arriverà questo influsso planetario e alcune persone saranno sollecitate senza che lo vogliano a fare azioni, insomma, corpose e quindi il vostro maledetto vi consiglia prima di lanciarvi senza paracadute di avere le protezioni adeguate. Chiaramente per chi ha già il ciondolo o che viene offerto nel sito del capitano del Digarmene Treziano, questi problemi chiaramente sono attenuati, ma per quelli che navigano a vista, per quelli che
vogliamoci tutti bene da New Age, il vostro marietto, se proprio non avete la forza finanziaria, vi consiglia questo circuito e, come si dice, questo circuito questo per bruciare i campi di attrazione negativi. E un campo di attrazione negativo potrebbe essere questo Plutone che dal 3 al 12, insomma, influenzerà in modo molto forte, in modo corposo, tutte quelle persone che purtroppo faranno azioni un pochettino sopra le righe. Questo vale anche a livello nazionale, cioè voglio dire comunale, regionale, insomma, tutte quelle persone che a livello politico o a livello di professione, avvocati, notai, inizieranno azioni pensando di avere una marcia in più o spinti da questo Mercurio, attenzione, attenzione e ancora attenzione. Bene, cari amici, penso di avervi detto tutto. Sapete che se volete un consulto sono sempre 20 euro per 30 minuti perché purtroppo continuano ad arrivare nuovi clienti e dobbiamo in un certo senso ottimizzare i tempi per far contenti tutti. Bene, cari amici, il Degara Marietto Veneziano vi aspettano, siamo qui per voi. 20 euro, mezz'ora. Grazie e alla prossima. Ciao.